Baby gang in un negozio del centro di Treviso per rubare, ma il sindaco Conte e 2 assessori che si trovavano in zona intervengono per bloccare il gruppo. Pattuglioni della polizia locale di incremento della videosorveglianza, le ricette dei comuni di Casale sul Sile e Spresiano contro il dilagare dei furti. È un imprenditore edile con 10 dipendenti, l'albanese residente a Castagnole di Paese, arrestato assieme a 2 complici per le razzie nel Bellunese. Nella sua casa recuperata parte della refurtiva. A Mogliano è caccia il rapinatore che ha aggredito a colpi di bottiglia un barista per farsi consegnare l'incasso. Cittadini ed esercenti chiedono più controlli ed illuminazione. Il governatore del Veneto a Tokyo assieme al CONI, domani all'alba, ora italiana, la presentazione ufficiale della candidatura di Cortina Milano 2026 al Comitato Olimpico Internazionale. Anziana con problemi psichici da fuoco al cuscino, incendio nel reparto di geriatria del Cafoncello, attimi di paura, il rogo domato dal tempestivo intervento di operatori e pompieri. Inaugurato in un parco di Ponzano uno spazio dedicato al fair play e alla gentilezza, litigi e dispetti banditi con tanto di decalogo di comportamento. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei TG di Antenna 3. Sindaci e cittadini alle prese con il fenomeno dei furti. Partiamo da qui e dal capoluogo, dove ieri pomeriggio, mentre assistevano all'allestimento degli addobbi natalizi alla Loggia dei Cavalieri, sindaco e 2 assessori sono dovuti intervenire per un gruppo di giovanissimi entrati in un negozio per rubare. Vediamo. In 3 in un negozio del centro a dar manforte alle commesse, alle prese con una banda di ragazzini evidentemente intenzionata a commettere dei furtarelli. A intervenire nel tardo pomeriggio di ieri di fronte alla Loggia dei Cavalieri non dei cittadini qualsiasi, ma il sindaco Conte e 2 assessori, Manera e Schiavon. Un intervento che avrei preferito non fare, ma tra l'altro sono intervenuti in realtà la polizia municipale, chiamati da noi, perché purtroppo queste famose baby gang si sono rese protagoniste di un furto e comunque hanno disturbato all'interno di un negozio proprio vicino alla Loggia dei Cavalieri. Questi atteggiamenti noi non vogliamo in alcun modo accettarli, siamo intervenuti in prima persona chiamando le forze dell'ordine e facendo in modo che venissero riconosciuti. Purtroppo credo che siano anche riusciti nel portare via un po' di refurtiva, ma sono stati video ripresi dalle nostre videocamere di sorveglianza. Una decina, dice il sindaco, i ragazzini coinvolti in una zona, quella tra i battuti e la loggia, già problematica per questo genere di fenomeni. La polizia locale ha identificato i presenti e sta cercando di risalire al ladruncolo. L'appello però io che continuo a fare è ai genitori di controllare quello che i propri ragazzi, perché questi erano ragazzini dai 13 ai 15 anni, fanno durante la giornata, perché non è possibile che passino le loro ore del pomeriggio a fare furti o a disturbare coloro che stanno lavorando, perché nei giorni precedenti erano riusciti a disturbare anche coloro che stavano allestendo la loggia. Furti e spaccio, i reati più comuni tra il centro e l'area verso la stazione, tanto che proprio Conte ha annunciato la volontà di installare delle telecamere di videosorveglianza in via Pescatori, zona franca, secondo baristi e commercianti, per i pusher. Ma non chiamatelo sindaco sceriffo. Di sceriffo ce n'è solo uno ed è Giancarlo Gentilini. Io non credo di meritarmi tanto, semplicemente però voglio che nella nostra città si rispetti le regole, le leggi e la buona educazione tra persone, e quindi questo tipo di atteggiamenti non abbiamo alcuna intenzione di tollerarli, e quindi con gli strumenti che abbiamo a disposizione faremo di tutto per combatterli. Pattuglioni della polizia locale di incremento della videosorveglianza sono le ricette dei comuni di Casale sul Sile e Spresiano contro il dilagare dei furti. Vediamo. Furti, rapine, scippi, con l'avvicinarsi delle festività natalizie inizia uno dei periodi più difficili dell'anno sul fronte della sicurezza ed i comuni corrono ai ripari. A Casale sul Sile la Giunta ha approvato un piano di pattuglioni della polizia locale nelle ore serali e notturne per controllare il territorio. Abbiamo predisposto con la polizia locale degli ulteriori pattuglie serali che andranno dalle 19 alle 22 proprio per questo periodo prenatalizio. Quindi partiranno da quando? Partiranno già dalla prossima settimana. Chiaramente ci sarà una sinergia con la stazione dei Carabinieri in modo tale che il territorio sia coperto
per tutta la sua parte. Sul lungo termine è stato approvato il progetto per implementare il sistema di videosorveglianza comunale, telecamere che arriveranno anche a Spresiano, dove il comune si è aggiudicato un finanziamento ministeriale di 47.000 euro su un investimento totale di 180.000 per installare una trentina di telecamere e 6 targa system. Il progetto, realizzato in collaborazione con Contarina, è arrivato 114esimo su 2.500 presentati dai comuni italiani. Abbiamo pensato di implementare il numero di videocamere e quindi arriviamo a, mi pare, oltre le 50, e poi sul tratto della Pontebana e sull'asse anche delle 2 provinciali verranno installati anche i targa system. Andremo anche a diciamo, tenere sotto controllo quelle che sono le zone un po' più critiche e quindi magari le zone di accesso al Piave, che sono quelle dove spesso avvengono anche gli abbandoni di rifiuti. Videosorveglianza importante sia come deterrente per i malintenzionati sia per le indagini successive ad episodi di criminalità, ma ciò non significa che i cittadini debbano abbassare la guardia. Mai calare l'attenzione, insomma, anche perché sapete bene che la telecamera, vi faccio sempre questo giochino qua, questo è Marco Della Pietra e questo chi è? E quindi, insomma, occhi ben aperti comunque. A Mogliano intanto è caccia al rapinatore che ha aggredito a colpi di bottiglia un barista domenica sera per farsi consegnare l'incasso. Intanto cittadini ed esercenti chiedono più controlli e più illuminazione. Da un lato le indagini dei carabinieri che procedono serrate, dall'altro l'inquietudine tra baristi, commercianti e cittadini, perché quella di domenica sera in piazza Duca d'Aosta a Mogliano Veneto è stata una rapina violenta che poteva avere conseguenze ben peggiori per il 39enne cinese titolare del bar Aurora, finito all'ospedale con una profonda ferita in testa causata dalla bottigliata che il bandito solitario, entrato nel locale verso sera, gli ha sferrato per tramortirlo e arraffare il denaro in cassa. E tutto perché il barista aveva tentato di reagire. Tutto il centro trema qua. Si spera che funzionino bene le telecamere. Il rapinatore è scappato con 1.500 euro in contanti, ancora da chiarire se in treno o con l'aiuto di un complice. Fatto sta che anche qui, in un centro relativamente grande, che vive tuttavia le problematiche di una zona al confine tra 2 province e vicina a una realtà complessa come Mestre, l'episodio non fa stare tranquilli. Siamo preoccupati, nel senso che non riusciamo a fare il nostro lavoro con la tranquillità che magari il nostro lavoro richiederebbe. Noi magari siamo in un contesto particolare, siamo in bar della stazione, il famoso porto di mare dove arrivano e partono tutti, però credo sia una situazione che si ripercuote anche nell'ambiente moglianese. Sicuramente se fossimo aiutati ad avere città un po' più luminosa, un po' più pulita e un po' più ordine, la prevenzione aiuterebbe anche a essere più sicuri. Ci deve essere più controllo da parte un po' più controllo da parte di tutti. Bisogna affidarsi alle forze dell'ordine e chiedere più controllo a loro. Lo Stato dovrebbe mettersi una mano sul cuore, perché noi non siamo cautelati perché loro hanno la guardia del corpo, noi non abbiamo niente e se ci prendono ci ammazzano. E torniamo a parlare della banda di Predoni che da Castagnole di Paese partiva alla volta del Bellunese per mettere a segno furti nelle case. Convalidati gli arresti, le foto della refurtiva saranno visibili sul sito della Polizia di Stato. Di giorno lavoratore modello, titolare di un'impresa edile con 10 dipendenti, villetta e famiglia Castagnole di Paese. La sera protagonista assieme a 2 complici di una lunga serie di razzie nelle case. Sono tutti e 3 albanesi, componenti della banda bloccata da polizia e carabinieri l'altra notte a Sedico. Sono stati fermati dopo aver messo a segno ben 5 furti tra Sedico e Santa Giustina in una sola notte, ma secondo gli inquirenti sarebbe riconducibile al terzetto almeno una ventina di colpi tra Belluno, Feltre, Agordo, Pedavena, probabilmente anche Vittorio Veneto. Da circa un mese gli agenti della squadra mobile di Belluno, poi supportati dai carabinieri di Sedico, stavano dando la caccia alla banda della Passat grigia, visto che proprio con quest'auto il terzetto andava in trasferta dal Trevigiano al Bellunese. Lunedì, mercoledì e venerdì, ma anche nei weekend, i colpi, quasi a cadenza fissa settimanale, si erano intensificati nei giorni dell'alluvione, quando a causa dei blackout dell'energia elettrica, del caos seguito al maltempo
tempo era più facile entrare nelle case senza essere visti e nelle abitazioni rubavano di tutto, gioielli soprattutto, ma anche argenteria, PlayStation, orologi. Nella villetta di Castagnole, oltre alla refurtiva, è stato rinvenuto pure un laboratorio artigianale per fondere l'oro e separarlo dalle pietre preziose. I 3 albanesi, che hanno 30, 29 e 42 anni, sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Belluno. Cortina Milano 2026, il governatore Zaia a Tokyo assieme al presidente del CONI Malagò e al sindaco di Milano Beppe Sala, in attesa della giornata di domani, quando in Italia saranno passate da poco le 6 del mattino. Infatti all'assemblea dei comitati olimpici la coppia Cortina Milano presenterà al mondo la speranza italiana di organizzare le Olimpiadi invernali del 2026. 20 minuti di focus attraverso i discorsi del presidente del CONI Giovanni Managò, del sindaco di Milano Sala, del governatore del Veneto Zaia e della plurimedagliata olimpica azzurra Arianna Fontana, per cominciare a formare negli 87 membri del CIO, che a giugno saranno chiamati alla designazione del ballottaggio con l'altra candidata a Stoccolma, una valutazione positiva. In più, nella narrazione italiana programmata per domani è previsto lo show di un filmato inedito, prevedibile e anche giustificata dallo scopo l'ostentazione di tante eccellenze non solo sportive del Lombardo Veneto e degli azzurri delle discipline dei giochi invernali, e l'ufficializzazione di un logo che inevitabilmente cita il Duomo e le Alpi in un contesto montano cromaticamente tricolore. E sono tutti operativi al 100% gli impianti sciistici delle Dolomiti, ripristinati in tempo di record dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta nel Bellunese. Nonostante l'alluvione, la stagione sciistica sulle Dolomiti partirà regolarmente, con l'apertura di Faloria e Cinque Torri a Cortina il 30 novembre, degli impianti di Arabba il 1 dicembre, di quelli del Sella Ronda il 6 e di tutti gli altri comprensori il giorno successivo. I veneti sono forti e i bellunesi anche, e la dimostrazione di appunto forza che è stata data è incredibile. Avevamo detto che volevamo riaprire gli impianti in tempo per la stagione invernale e questo avverrà. Gli impianti, informano i gestori, non hanno subito danni come i territori di Bassa Valle. La prima stima è comunque di più di 2 milioni di euro, anche se in primavera le cifre aumenteranno per mettere in sicurezza le piste. L'emergenza in ogni caso è stata superata grazie a un mese di lavoro ininterrotto, si apre senza ritardi e in condizioni normali. Ovviamente è importante che arrivi il freddo perché altrimenti non si può sparare, ma questo è un altro discorso che vale ogni anno. Ma le piste sono a posto, gli impianti funzionano e quindi il segnale che vogliamo mandare è quello di una stagione che può iniziare tranquillamente, quindi che non ci siano remore da questo punto di vista di non venire nei nostri territori perché ci si aspetta un paesaggio lunare, non è così. Tra le novità di quest'anno l'avvio invernale del progetto Venezia Dolomiti, già sperimentato durante l'estate. Ai turisti internazionali vengono proposti pacchetti che uniscono le bellezze della laguna a quelle delle vette del Bellunese e un biglietto unico per collegare la città d'acqua alla montagna. Con forza l'appello che faccio come assessore al turismo è quello di chiedere ai veneti di fare uno sforzo e di venire a sciare nei nostri territori, nel nostro Bellunese, che sarà aperto completamente, le piste da sci saranno aperte e quindi il più grande messaggio che possono mandare è quello di venire a sciare nei nostri territori. Solo così si può anche aiutare la ripresa. E a quasi un mese dal disastro il presidente della provincia di Belluno Padrin fa il punto della situazione, danni enormi, incubo alberi, ci stiamo rialzando, dice, ma a Roma non pensino che non abbiamo bisogno d'aiuto. Dagli ambienti romani c'è questa voce che sta circolando. Ambienti romani e Veneto. Il presidente della provincia di Belluno lo dice chiaramente nel giorno in cui si presenta la stagione sciistica sulle Dolomiti, che parte regolarmente venerdì, simbolo della montagna che si rialza. Qualcuno a Roma vede che i veneti in un mese si sono rimboccati le maniche, allora perché sbrigarsi ad aiutarli? Il rischio paradossale c'è, ammette Roberto Padrin, e sembrano riecheggiare le parole del presidente del Senato quando visitò la montagna devastata. Qui c'è un popolo veneto, la nostra gente, che è davvero incommiabile, non piange, lavora, si dà da fare, ma questo non può e non deve essere un alibi perché non ci siano poi sussidi forti da parte dello Stato. Quasi un mese dal disastro e seppur bravi e ammirevoli, i veneti, soprattutto quelli della montagna, hanno ancora estremo bisogno di aiuto.
i danni si stanno quantificando, sono enormi, ingenti, soprattutto anche perché vanno a riguardare alcuni che sono i servizi primari, quindi la viabilità, la rete elettrica, saranno investimenti importanti che dovranno essere fatti, oltre a tutto quello che riguarda i comuni. Nei paesi si ricostruisce, si cancellano progressivamente i segni della devastazione, ma nella diversità di scenari, a quasi 30 giorni da quel 29 ottobre, ce n'è ancora uno da affrontare, quello più difficile, quello degli alberi. E lì dovranno essere prese delle decisioni importanti, secondo me condivise, perché il quantitativo è talmente ingente che comporterà veramente di fare grandissima attenzione. Stiamo studiando delle soluzioni, magari anche guardando a chi ci sta vicino, che può aiutarci in questo percorso che per me è molto importante. Dobbiamo riuscire ad arrivare in estate con aver già risolto in gran parte il problema. Rifiuti tossici sotto sequestro nelle cave di Paese e Noale. Il pentastellato Berti ha annunciato un'interrogazione in Consiglio regionale. Adesso siamo in sessione di bilancio, abbiamo presentato gli emendamenti e immediatamente andremo a richiedere i soldi necessari perché bisogna andare a sistemare non solo questa emergenza, ricordiamolo ancora una volta. Questa purtroppo è la punta dell'iceberg, è importante che se ne parli, ma non dobbiamo guardare solo a questa discarica. Il Veneto ha una superficie molto variegata, fatta di montagne, laguna, laghi, e si parla di più di 3.000 discariche solo presenti in Veneto, di cui una buona larga parte abusive. Abbiamo fatto un riassunto di tutto quanto, vedete questo qua è l'atto. Interrogazione a risposta immediata, scandalo dei rifiuti pericolosi non inertizzati mescolati a cemento e calce per fondazioni stradali. Qualche momento di paura questa mattina all'ospedale di Cafoncello di Treviso per un principio di incendio nel reparto di geriatria. Utilizzando un accendino che non sappiamo dove si è procurata, ha appiccato un incendio bruciando una sedia, tentando di bruciare una sedia e bruciando un cuscino delle lenzuola. Un principio di incendio che per fortuna e grazie alla prontezza degli operatori tale è rimasto, senza che le fiamme abbiano avuto il tempo di propagarsi. L'incidente stamane nel reparto di geriatria dell'ospedale di Treviso, dove una paziente anziana, ricoverata con fragilità psicologiche, ha appiccato il fuoco ad un cuscino e alle lenzuola. Ma proprio a causa delle sue condizioni, la donna era in una stanza da sola, con la porta aperta e controllata a vista dagli operatori del reparto, che appena hanno notato le fiamme sono intervenuti con l'estintore, in contemporanea con l'azionamento automatico dell'impianto antincendio. È stata una cosa simultanea, è partito l'antincendio e gli infermieri erano là e si sono resi conto subito di questa fiammella, questa fiamma che andava su. Per cui hanno spostato la signora, hanno preso gli estintori, hanno subito bloccato l'incendio, diciamo il fuoco che c'era tra le lenzuola e il cuscino, e contemporaneamente poi hanno chiamato i vigili del fuoco e sono intervenuti. Certo, far fronte ad un incendio, seppur contenuto all'interno di un ospedale, richiede prontezza e attenzione, ma il dispositivo di sicurezza è stato pressoché immediato, con l'arrivo nel giro di pochi minuti dei vigili del fuoco. Abbiamo dovuto spostare, causa il fumo che usciva dalla stanza, una quota parte dei pazienti, ma contiamo entro stasera di ripristinare tutta la stanza e anche il corridoio in modo tale che i pazienti spostati in un'altra sede possano rientrare all'interno della geriatria. Incolume la paziente che ha appiccato le fiamme, così come non hanno subito alcuna conseguenza gli altri pazienti. È stato fatto veramente un lavoro d'equipe a regola d'arte, perché sono state seguite le procedure che ci hanno insegnato i vigili del fuoco in caso di incendio, e per fortuna la cosa è stata subito compiuta. Ci fermiamo ora per la pubblicità, restate con noi, subito dopo parleremo di una segnalazione terribile di un nostro telespettatore, gatti uccisi con pallini ad aria compressa. A tra poco. Rieccoci in diretta con il TG di Treviso, gatti uccisi a pallini ad aria compressa e la denuncia di un nostro telespettatore, sentiamo. Sparano in testa, mi ha detto una persona, che perché in testa prima o dopo il morto. Il suo è molto più di un semplice sospetto. Secondo Ferruccio Grassi, pensionato e invalido residente nella campagna di Spresiano, i suoi gatti non sono morti in seguito ad un incidente, ma a causa dei colpi che qualcuno gli ha sparato contro, volontariamente. Anche perché la triste vicenda si è ripetuta negli ultimi anni già 6 o 7 volte, seguendo più o meno sempre lo stesso copione.
capita che i gatti, come di consuetudine, si allontanino tra le case e i campi per qualche centinaio di metri, salvo poi rientrare barcollanti con una vistosa e mortale ferita alla testa. Quando venivano si grattavano la testa, aveva la ferita con l'affare dentro, un piombino sembrava celeste, di plastica o di roba del genere. Mi penso qua carabina a aria compressa o una pistola. Le denunce ai carabinieri non sono servite a mettere la parola fine e le proverbiali 7 vite dei gatti non sono bastate neanche a Felix, morto pochi giorni fa. E ho trovato sto gatto ferito, dopo si andava via a sera, a mattina a Drio non si è più tornato in Drio perché si è morto poco distante qua da me, che è una signora che solterà. Felix, aveva nome Felix, bianco e nero. E così Ferruccio, ambientalista convinto e amante di cani e gatti, ad ogni colpo è come se perdesse qualcosa di sé. Ai gattini morti ha scavato una tomba in giardino, a quelli vivi riserva cure e attenzioni, come quella scaletta di legno che aveva costruito proprio per Felix. Per lui e per la moglie i gatti sono una vera e propria famiglia. Assieme a famiglia non ho figli, noi abbiamo sempre avuto tanti gatti. La speranza ora è che questa sequela di lutti abbia fine. Tanto che vada vista per la televisione e che la gente rispetti di più la natura, insomma. Sti gattini cosa chiedono? Giustizia? Giustizia cosa? Cosa ti può fare? Ti può fare niente che la gente. La loggia dei Cavalieri al centro della cronaca per gli annunciati divieti di sedersi sui muretti laterali si veste a festa per il Natale, l'avrete vista se siete passati per il centro di Treviso e le foto spopolano sui social. Loggia incantata con eventi, spettacoli e degustazioni dal 30 di novembre al 6 di gennaio, annuncia il manifesto già fisso dal Comune che domani proporrà un'anteprima alla stampa e quindi venerdì accenderà gli addobbi e darà il via ufficiale al calendario degli appuntamenti per procedere poi all'accensione degli addobbi nei quartieri e l'8 dicembre all'accensione tradizionale dell'albero di Natale in Piazza dei Signori. Lo aveva annunciato qualche giorno fa ed ora è pronto. Dopo il certificato di nascita in lingua veneta consegnata ad ogni nuovo nato registrato all'anagrafe comunale, ora il sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Zumski, ha preparato quello per gli sposi. Chi si unirà in matrimonio in municipio potrà fregiarsi di un certificato ufficiale che porterà la dicitura di Maridai in Veneto. Si tratterà, precisa il primo cittadino, di un documento trilingue perché oltre al veneto riporterà la dicitura anche in italiano, sposati in Veneto, e quella in inglese, married in Veneto. Il tutto accompagnato dal gonfalone della Serenissima e ovviamente, sottolinea il sindaco, senza costi per il comune. Se siete arrabbiati o se vi siete fatti prendere la mano nel corso di una discussione, potrebbe esservi utile fare una passeggiata a Ponzano. Vediamo perché. Io il 22, ci facciamo gli auguri. Una stretta di mano ed un sorriso nel luogo più adatto ad ospitare tali gesti, vale a dire nell'angolo del Fair Play, ufficialmente istituito con tanto di apposita targa dal comune di Ponzano Veneto, tanto che questo parco può essere ribattezzato a tutti gli effetti come Parco della Gentilezza. Qui litigi, sgambetti, insulti, dispetti e aggressioni verbali sono banditi ed il decalogo dei comportamenti auspicabili per essere di bravi cittadini è messo nero su bianco, perché, come dicono da sempre i saggi, scripta manent e un promemoria può essere sempre utile per riflettere, magari nel corso di una passeggiata per sedare la rabbia dopo una lite o una discussione più accesa del dovuto. Questo è semplicemente un modo per dire alla gente: tante volte fermiamoci, riflettiamo, ragioniamo, prendiamo un bel respiro giustamente e poi agiamo o scriviamo. D'altronde qui a Ponzano ci credono così tanto che già da qualche anno esiste un apposito assessorato al fair play, tra i primi in Italia, e questo angolo consacrato alla civile gentilezza è in un punto strategico, a 2 passi da quella villa chiamata, manco a dirlo, Serena, che ospita la sede municipale e il consiglio comunale, luogo per definizione di confronti e accese discussioni. Quando si va contro quelle che sono le idee degli altri, diremo, ecco, l'interessante è esporle in maniera tranquilla e senza arrivare
a offese. Nell'era dell'insulto facile e dei pugni sferrati a colpi di tastiera sui social, non è poi così fuori luogo ripetere quel che sembra ovvio: rispettare tutti, anche se hanno idee diverse dalle mie, recita il punto 2 del Decalogo, perché il fair play, concetto che nasce dal mondo dello sport, deve essere applicato anche nel quotidiano. Concetto benedetto anche dal signor Paolo, trevigiano di nascita ma da una vita residente a Londra e con un passato nel rugby, di ritorno nella Marca natia per una visita a parenti. Fantastico, fantastico perché io sono ex benetoniano anche, per cui fantastico. Tra pochissimo torna 20:10, ospiti in studio questa sera 2 consiglieri regionali, Alberto Villanova della Lega ed Andrea Zanoni del Partito Democratico. È tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento sulle nostre regioni, torna dunque il bel tempo. Sul Veneto migliora rispetto ai giorni scorsi, quando le piogge e il cielo grigio sono stati protagonisti. Sarà infatti più asciutto e via via anche maggiormente soleggiato, un po' su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature in calo con minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime comprese invece tra 7 e 10 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna del bel tempo. Sulla nostra regione infatti il sole farà da padrone, il cielo sarà sereno quasi ovunque. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature in diminuzione, minime tra lo 0 e 1 grado. Valori massimi oscillanti invece tra 8 e 9 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Il tempo sarà in genere asciutto e stabile anche sulla nostra regione, tuttavia con qualche foschia o nebbia sui settori di confine nella prima parte della giornata, poi in dissolvimento entro il pomeriggio, sempre soleggiato altrove. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado, massime comprese invece tra 10 e 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.